Oggi sono al ristorante al Fogorar, là di Moretto, uno dei ristoranti della tradizione friulana, gestito da oltre 100 anni dalla famiglia Marini. Qui con me lo chef Stefano Basello. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. E oggi ci presenta una ricetta tradizionale già legata al buon ricordo. La di Moretto è anche un ristorante del buon ricordo. Qual è la ricetta che ci presenti oggi, Stefano? Oggi vi presentiamo il fiocco di manzo alla friulana, che è un piatto che era stato creato dal nostro chef storico Ettore Troian, il quale è stato utilizzato come piatto del buon ricordo per 5 anni. Noi l'abbiamo rivisitato, quindi nella nostra ricetta è disossato, quindi cotto in sottovuoto a 68 gradi per 68 gradi per 16 ore, e viene rifinito con verdure di stagione, quindi le fave, le taccole. Le facciamo vedere anche ecco. Le nostre fave già bollite e pelate, delle taccole dove si possono mangiare sia il baccello che il frutto, e delle erbe selvatiche che noi raccogliamo. Queste sono state raccolte sul Monte Quarnan, che è una zona dove noi andiamo solitamente a raccogliere erbe, germogli e quant'altro. Viene rifinito con una schiuma di piselli e il midollo. Il midollo viene servito sull'osso del fiocco, che è l'asado, e fritto. Bene, allora adesso andiamo anche a vedere le procedure di cottura e di realizzazione di questo piatto. Possiamo cominciare allora la cottura, no? Quindi abbiamo il nostro asado, che è stato già porzenato e cotto in sottovuoto, come dicevamo, a 68 gradi per 16 ore. Una volta cotto andiamo ad aprire il nostro sacchetto, scoliamo la carne, prendiamo del burro di cacao e andiamo a mettere sul fondo del nostro pentolino. La padella deve essere bella rovente per poter dare la parte, per rendere i due lati del nostro asado croccante. Nell'altra padella intanto abbiamo messo del burro chiarificato, dove andremo poi a friggere il nostro midollo panato con pane di patate. Adesso vanno rosolate, no? Sì, gli zuccheri della carne si caramellano e gli diamo questo bel colore dorato, però c'è anche una piccola parte croccante, diciamo, che è utile al palato. Il tempo di questa Più cottura? velocemente possibile, 2 minuti massimo, che la carne ormai è già cotta, altrimenti se più la teniamo in pentola più tendiamo ad andare a rovinare la cottura lenta che abbiamo fatto precedentemente, quindi è solo una rifinitura. E adesso andiamo a friggere il nostro midollo, no? midollo, burro chiarificato, giusto il tempo di renderlo morbido e dorato. Anche qui quindi una cottura molto veloce. Sì, molto veloce, sempre a temperature alte e veloci. Bene, come avete visto la cottura è veloce, a parte la carne che ha una cottura preliminare, no? Precedente. Adesso praticamente il piatto è pronto e bisogna impiattarlo, no? Sì, ora andiamo a rifinire il nostro piatto, quindi adagiamo i 4 cubettini di asado, ci mettiamo le nostre fave, i piselli, della veccia, che sarebbe una pianta che ha un pisello selvatico che ha lo stesso gusto dei piselli, e del timo serpillo. Glassiamo la nostra carne con il fondo ottenuto con le ossa e con gli scarti, le parature dell'asado, del sale maldon, la nostra crema di patate, un petalo di cipolla, che fa da contenitore alla nostra schiuma di piselli.
a completare il piatto il nostro midollo fritto servito sull'osso della lasagna. Quindi fuori dal piatto. Fuori dal piatto, sì. Lo facciamo vedere bene. Eccolo. E la ricetta nostra è pronta.